Il Veneto è la terza regione più colpita dal contagio, con oltre 2000 casi. Si fa strada l'ipotesi di fare i tamponi anche agli asintomatici. Non tutti però sono d'accordo, perché il rischio è di paralizzare i laboratori. Allora sentiamo i servizi, prima di Alessia Gizzi e poi di Francesca Sancin. Fare tamponi su larga scala come in Corea del Sud, così il Veneto si prepara ad affrontare il numero crescente di contagi. Può essere molto utile per circoscrivere determinati focolai in alcune situazioni in cui le infezioni sono veramente molte, e se si può arrivare a farlo, io credo che sia opportuno farlo. Le categorie a rischio, come personale sanitario e lavoratori a contatto con il pubblico, saranno le prime ad essere coinvolte nello screening, ma non tutti gli esperti concordano sull'utilità della misura, anche perché ad oggi ancora non esiste un esame diagnostico che dica chi il virus lo ha contratto e superato in modo asintomatico. Se oggi sono negativo, domani potrei essere positivo all'infezione virale e viceversa, dipende dalla fase evolutiva dell'infezione. Sarebbe inoltre un impegno molto gravoso per i laboratori diagnostici, oltre che un costo non indifferente per la sanità pubblica.